abbiamo sofferto alcune loro giocate che sapevamo che avevamo di fronte una squadra, nonostante un inizio di campionato un po' stentato, che ha delle qualità e le temevamo naturalmente, che potessero, come dire, esprimersi nel migliore dei modi. Siamo stati bravi, fortunati, chiamiamolo come vogliamo, a volte ci sta pure quello nel calcio, poi a sbloccare pure la partita sul finire di tempo e lì dobbiamo essere un po' più bravi nel secondo tempo, un po' a gestire alcune situazioni che potevano portarci a qualche azione offensiva più pericolosa, qualche conclusione diciamo più non specchia la porta. Però ripeto, ci sta, poi alla fine in finale thriller come ci siamo abituati ormai da tempo, va bene pure quello, sono felice anche perché ripeto, dopo 2 anni ritrovarsi la prima di campionato, un campionato di eccellenza, massimo campionato regionale, con una società giovane, ripeto, è un grande traguardo già di per sé. Naturalmente la ciliegina sulla torta è stata un successo poi per noi diciamo voluto, cercato e indipendentemente devo ringraziare i miei giocatori ripeto, che sono stati veramente encomiabili, hanno stretto i denti, hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo, quindi bisogna fare un plauso a tutti i ragazzi perché hanno superato davvero un banco di prova davvero difficile, non lo diciamo perché le emergenze ci sono sempre, anche quando c'è la cosa al completo non è detto che hai le soluzioni giuste, quindi dico che davvero ci siamo stretti così come sappiamo fare, credo che siamo stati davvero, abbiamo lavorato da squadra ed è la cosa che mi rende molto più orgoglioso, oltre che a questo successo che naturalmente al coronamento di questi 2 anni che la società insomma, sta investendo in un progetto che insomma, 2 anni fa rivederci adesso in eccellenza diciamo che è tanta roba. Continuiamo così con i piedi per terra, con grande umiltà, con grande determinazione. Siamo una squadra giovane, quindi sono come dire, adrenalina pura che ci serve per lavorare meglio, per lavorare con molta più serenità, ma naturalmente sappiamo che questa partita la mettiamo subito nell'almanacco dei ricordi, negli archivi che già abbiamo da martedì subito, naturalmente ce la godiamo e nessuno ce lo può togliere perché, ripeto, i ragazzi lavorano bene, lavorano solo, io sono veramente mi reputo un allenatore fortunato perché ho dei ragazzi che danno tutto e già questo qua è un grande riconoscimento, come dici tu naturalmente il coronamento di questa cavalcata, la vittoria in eccellenza, rappresenta anche la domenica scorsa, eravamo rammaricati per un risultato che insomma potevamo raccogliere di più, però ecco, ci siamo messi subito al lavoro, così come dobbiamo fare da martedì, perché ci aspetta un'altra squadra neopromossa, così come domenica scorsa la Folgore adesso Geraci, ripeto, è una squadra molto buona, le 10 gol che ha preso nelle 3 partite precedenti non dovevano trarre in inganno, la lettura del primo tempo è stata questa, una squadra viva, una squadra che aveva delle potenzialità offensive che sono state ridimensionate grazie alla bravura dei nostri giocatori. Peccato, ripeto, abbiamo iniziato con questo infortunio, il ragazzo diciamo che ha stretto i denti, abbiamo tentato di riportarlo in campo e sicuramente se ci saranno gli accertamenti diagnostici che determineranno l'entità dell'infortunio. Speriamo che non sia nulla di grave e che l'abbiamo quanto prima a nostra disposizione. È un ragazzo che sinceramente in 2006, ricordiamocelo così, che sta facendo bene, quindi lo vogliamo rivedere subito in campo. E lavoriamo sempre per raccogliere il massimo da quello che abbiamo a disposizione, non molliamo mai, neppure ci, come dire, abbiamo quell'area di vittimismo, quindi ce la giochiamo con tutti come giusto che sia. Naturalmente rientrano non tutti perché ancora qualcuno avrà qualche altra giornata da scontare, però già diciamo come hai detto tu una boccata d'ossigeno, una buona linfa verrà a sostenerci già sin dalla prossima domenica. È una vittoria, come hai detto tu, importantissima, una squadra a cui devo fare complimenti perché sapevamo che si erano rinforzati, ma oltretutto giocavano molto bene a calcio. Era difficile chiudere perché erano anche abbastanza veloci a muovere la palla, fisicamente anche messi bene, una squadra al completo. Noi purtroppo ancora stiamo pagando qualche squalifica dell'anno scorso e quindi eravamo un po' decimati, però devo fare complimenti ai miei compagni che si sono spesi fino all'ultimo per portare questi 3 punti appunto storici per l'Accademia alla prima di eccellenza.
Un'emozione grande, soprattutto perché so quanto ci tiene questa società a crescere, lo fa vedere di giorno in giorno e quindi, come avevo detto anche la scorsa volta, stiamo cercando di tutti quanti ripagare con le prestazioni e nel caso mio anche con i gol, portando i 3 punti a casa. Possiamo toglierci grandi soddisfazioni, tutto quello di buono che verrà e che viene è da prendere e da solamente sfruttare. Il nostro obiettivo, come diciamo sempre e hanno sempre detto, è prima di tutto l'impegno, il sacrificio e l'attaccamento alla maglia. Dopo ciò tutto quello che viene di buono e che possiamo fare di buono è tutto a favore nostro. Giustamente è un ruolo a cui non ero più abituato da tanto. È un ruolo dove ci vuole tanta gamba, però siamo tutti a disposizione del mister, ci aiutiamo a vicenda, l'importante è poi sempre i 3 punti.